ti come compromette. A posto, benissimo. Ma se io mi piace, marito. Ma non volete provocare, volete fare massa voi, un po' la pure. Ma stanno andando dentro perché mamma passa, Va bene, sarete mia. Però diciamo che diventa a caso di non però la mamma di un racconto qua. Sentite! Non mi arrangiate, se la madre giudri. Subito qualche difetto che tengo io. Parlate, poveri, qualche difetto che tendi e si faccia intesa. Signore, i mozzi. Gli sputo! I fumati! Il zampino! Ma chi sono? Ma come capita in the Va bene. Sentite, ma chi è? Lo so che è scemo e l'accetto. Ma signore, ho già fatto un difetto. E ci fai la No, signore, ma che può fare? la mia vergogna. Una mamma! Il mio giorno concetto. Hai fatto un pizzere sentite, se non me ne ha, io ci levo dentro. Ma chi ne sa? Non lo so, ma amore che stai? Non so, ma che parete? Ma che lei? La mia vergogna! Ma scusate, ma chi sa da scusa? Io e lei. Oh ma no, non c'è per capire la pulita! Non dire, si sa quasi, si sa, non so come lì. Signor, ma lui si dice cosa passare sa troppo giù no. Ma quello non sa farsi, diciamo magari. Ma Margherita, conosce. Mia cognata, è lei che si deve sposare? Mia sorella? Sì, aspetta, mamma che tu la chiami. Aspetta, Cristina! Pure che se sta facendo! Vieni qua, bella! Ecco qua, Rosa Appassita! Ed ecco il signor Jacobello che ti ha letto sul giornale. Scusi, ma mi sarebbe capito! Quello mi ha fatto Gagnare si è commossa un poco. Cristi, se non ti piace non va. Non mi sembra. No, Cristi, come non ti sembra? Ti deve sembrare. Però c'è una cosa che mi ha sempre fatto Oh, simpatia. E dice Veramente non so, sciupate un po', perché sono stati 10 giorni all'ospedale e ieri sono asciutto. Ma non state ma Che No, fu per via di un incidente e andai al flusso Garibald per incontrare un'altra signorina che aveva messo le inserzioni come giornale. E mentre stavamo parlando, ha scelto la mamma mia e dice, Giovino, piace sul servizio di porcellano, viene da Perù. Signor, ma come no? Io ci sta facendo per catena a forro e su l'ho fornetto una mia e io mi direi che non ci danza da una volta che cavalli uno mi attina ma non hai capito? no, che è una puma che è la pazza perché se quando c'è di suo scema sono allarmato ma ci pensate ma che cazzo è proprio destino lì Cristian, mi sai da una volta? Ecco qua, la vergogna di Jacobello! È finita!
addio, quasi non fuori da Mia cognata è una ragazza all'antica e è un poco timida. Andatevela a conoscere a papà, però non mi pressionate su, io ci prende sei un po'. Sapete l'età. Lasciami andare! avevo sentito la non mi invitate a mettere la villa! Fammi aprire. Ma non è possibile! Ma che? E che sta? Adesso subito all'avvocato che dobbiamo rimandare un po' con la causa con la finanza, capisci? Ma come signora, oggi è domenica e siccome è anche vigilia di battaglia, io vengo per non farvi perdere il mio fiato e poi immagino che strana notizia. E avvocato, che vi devo dire? Noi forse ci abbiamo ripensato un po'. Ripensato un poco, ma non è possibile! Ma ci capirai su che sa ragionato? Signora, voi se aspettate un altro poco la causa la perdete. Questo ve lo dice l'avvocato Sabatino Stenda. Ma non ho capito, io vorrei che... Come avete detto? Sabatino Stenda? Ma Sabatino è un diminutivo di sabato! Sì, e che c'è di strano? Una crescono non c'è niente ogni volta che viene il sabato! Ma che stai pensando? No, niente, è che si chiama sabato! Come si fa uno si chiamasse Arcibaldo? Mi chiamo Sabato, è un fatto comune. Il fatto veramente curioso, sapete qual è? Che io mi chiamo Sabato, ma mia moglie si chiama Domenica. Dove? Ma non domenica! Ricorda, si ferma ogni volta che arriva la domenica! Ho capito! Ecco perché non capiva la lettera anonima, perché sabato e domenica erano nomi di persona e non giorni della settimana! Senti, ma che stai dicendo? Che sto dicendo, io sono felicissimo che un marito mi soccorro! Io? Tu e questo bastardo! Guarda, hai ragione! Vinciamo la causa! Io tengo il corno! Allo! Ma cacciami la stucciata! Avvocato, toglimi dopo il Non voglio sentire nessuno, grazie a tutti quanti! Io sono finito! Sono morto! io devo parlare con il signor Zerbino e Accarezzi. Prego, mi Sarò breve, anche perché a dire la verità mi vergogno un poco, Dunque, voi avete ricevuto delle lettere anonime? Anonime? Sì, Perdonatelo, è stato quel pazzo di mio marito, un moralista fanatico. signori, dite! Io non so come aveva saputo che un certo signore, che io non conosca, era cornificato dalla moglie. Un giorno lo pedinò per vedere dove abitava e lo vide che entrava proprio in questo palazzo. Cosa vinta? Poco dopo lo vide affacciato proprio al balcone di questa casa. E così seppe pure a che piano abitava? Esatto, andò dal portiere e disse: scusate, ma chi abita al terzo piano di questo palazzo? Il portiere naturalmente rispose: il signor Geppino Iaccheri, cioè voi. Io? Ah, sì, io. E perciò quello che ha scritto quelle lettere in faccia. Bene, ma sarebbe disposto a testimoniare in tribunale? Ma che sta dicendo? Chi la via da uno penata? Ve lo giuro, l'uomo che mio marito ha pedinato non siete voi. È l'avvocato che avete sempre in sta casa. Un avvocato? Sì, il vero cornuto non siete voi, è lui, l'avvocato. Si chiama Benedetti! No, signori, non è possibile! Non lo conoscete mio marito. Quello ha saputo perfino che l'amante di questa signora è un altro avvocato, amico intimo del marito, un certo Stella. Stella! Lo conoscete? Di nome! E siete contento, no? Dite la verità, vi ho tolto un peso dallo stomaco. Me l'avete messo in troppo! Fatemi la cortesia, non dite niente all'avvocato Biglietti, altrimenti voi sapete chi lo pover'uomo come ci resta. Scusatemi per l'incomodo e tantissimi auguri di felicità a voi e vostra moglie. Arrivederci, auguri ancora a tutti. Ma Ho detto non proferire verbo! lasciami spiegare. Disgraziato, farà tutto! Ah, ma io chiedo un divorzio. Un uomo tradito ha tutto il diritto di divorziare! No! A questo punto non resta che pagare le conseguenze. Ma c'è qui giustamente fatto. Un uomo tradito non resta che l'onore del carabino! Che? Come è che lei? Tutto chiudi dalla stanza, pigli la pistola, a carne, lo colpo in bocca e fatto! Ma guarda, che ci va prima la vita per
saranno i numeri, qua. E allora andiamo, scorre faccia, sì, tu scorre faccia! Non ti guardavo in faccia che hai dittoso! Ma io non capisco, ma perché ti arrangi no? Ti vai a arrangiare? Cioè, tu non sai niente, vieni con me, vieni, vieni qua! Sei fortunato, manicomio stai di sciocco. Ma come osate? Come osate parlarmi ancora così? Il vostro amante, l'avvocato Stand, ha conversato tutto! Ma avete fatto? Ma perché avete conversato? Signora, ho dovuto, E perché? perché è la verità. Ma com'è che hai messo come l'acqua? Io ecco tutto uscito, pronto. Ma che siete l'uomo invisibile, siete lo spirito. Signora, io sono un uomo discreto, non ho detto niente a nessuno. Ma forse tu fai sempre soli da cavallo. Signora, si capisce. Senti da cavallo, adesso mio marito non ci sente. Parliamoci chiaro. E parliamo già. È inutile fingere. Si capisce. E l'uomo sa maschera. E la mamma Ancella. Ma poca, ma che c'è stato tra me e voi? Capivo. E tra me e voi a poco? Niente, signora, ma che c'era sta? Che sta signora non aspetti di me la Ma non ti stai facendo? Ma non tu hai una fortuna! Dopo il reo confesso, tu vinci a cosa! Tieni accordo, Ma io lavoro come un negro e non vado mancare niente. Pellicce, gioielli, abiti firmati, pranzi e cene nei migliori ristoranti, antipasta, primo, contorno, dolce, frutta, no, dolce non so, quindi dicevo la voce di piazza! Oh, intanto se ne andava a prendere con l'avvocato Stenda! E poi mi detto di italiano, diciamo sento, ma non mi sta venendo qualcosa, c'è tutto per ciò. Non scuserà. Subito, vengo! Ma che sta? Magari nella vita casa nostra ci avviciniamo. Ma sono sciupate il sangue! Aspetta, come capire, ma capire, che ghiaccio? Non ci ha detto fa niente, non è passata! Ma perché ti preoccupi? Ma non ti siete voi? Già c'è più pazzia. E la verità ci ha buttato un po'. Sì, ma perché non faccio più? E andiamo, ti dici d'accordo, andiamo. E cerchi su portare a te e tu cerchi su portare a me. Forse hai ragione, Margherita. Meglio che togliamo da mezzo questo fatto della separazione. Sì, mettiamoci d'accordo. Io, poi in verità, credendo che tu mi avevi sei corna, oggi scoperto che la voglio bene. Oh, a voi mangiare più a sanzionare povera. No, papà, siamo di nuovo una famiglia unita! Hanno fatto curruto e mazzato, hanno perso niente e tengo pure a corna.